Sembrano momenti interminabili di pura follia al bar alla Loggia in piazza Mazzini nel cuore di Montebelluna. Un 25enne all'improvviso entra nel locale seminudo, tenta di asportare degli alcolici. Interviene il titolare e l'uomo inizia a dare incandescenze sotto gli occhi atterriti degli avventori. Nessuno riesce a calmare gli animi del 25enne di origini marocchine senza fissa dimora già noto alle forze dell'ordine. Lancia in aria tutto ciò che trova davanti, tavolini, tovaglie, sedie. Accade intorno alle 10 quando all'interno del bar ci sono molti clienti che tranquillamente sorseggiano il caffè. Scatta il fuggi generale. I cittadini chiamano il 112, numerose le segnalazioni ai carabinieri. Il titolare del locale tenta di bloccare lo straniero in evidente stato di alterazione psicofisica ma viene aggredito e ferito ad una mano. Sul posto arrivano diverse pattuglie dei militari dell'Arma. L'uomo viene bloccato e portato presso la sede della compagnia dei carabinieri di Montebelluna. Per lui scatta l'arresto per rapina impropria, lesioni personali e danneggiamento aggravato. Nessun militare è rimasto ferito. La rabbia del sindaco Adalberto Bordin. Credo sia necessario avere delle norme più stringenti, delle leggi più stringenti e certezze della pena che prima ancora di punire fungano da deterrente. Il Comune, come ho già detto la settimana scorsa, ha tutta l'intenzione di attuare il DASPO urbano, cosa che è stata, di cui abbiamo parlato anche ieri in un vertice in prefettura. Il sindaco appena accaduto si è recato dai titolari. Vorrei dire che le attività commerciali escono da un momento di pandemia durato più di 2 anni. Christian, il titolare del bar, che lavora qualcosa come 14 ore al giorno, quindi a maggior ragione è una cosa che dà veramente molto fastidio. Il bar è stato chiuso perché il titolare ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Incredula la gente. Intanto sui social ha iniziato a girare il video di quei momenti di terrore. Io ho visto dei video che mi hanno mandato su WhatsApp questa mattina. Sono video un po' che fanno un po' pensare. Mi immagino seduto qui con mia figlia e succede questo. Cosa fai? Io faccio anche volontariato con l'Arma dei Carabinieri, sì, con l'associazione nazionale, e si vedono sti fatti sporadici di questa gioventù che non so cosa ci sia in giro.